Buongiorno, buongiorno a tutti. No, mi stavo arrabbiando con una mia collega, una giornalista, la Sanella, dico, che non riesce mai a trovare la strada qua via Pacinotti. Ma come si fa? E quando vai a fare le inchieste per trovare, fai fatica. Pure. Va bene, eccola qua, Serenella Bettini, Buongiorno, buongiorno. giornalista. Con chi scrivi adesso? Giornale. Con il giornale, ecco. Bene, buongiorno anche all'amico avvocato Antonio Bordin, il primo qua, avvocatissimo. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti. Buongiorno all'amico Raffaele Padrone, Buongiorno al direttore, buongiorno a tutti. che poi mi racconterà quello che sta succedendo nel New Jersey. Stai seguendo questa? E poi, bentornato, Carlo Alberto Pallaoro. Grazie amico. Chirurgo, il numero uno dei chirurghi estetici, che se ne dica. Deve dire che per arrivare qua deve guardare la luce rossa dell'antenna. Ah, bravo. Io sempre guardo, Ma mica arriva in elicottero. anche da lontano. Tu guidi Arriva in elicottero. ma lui guida Ma io vado in l'elicottero. elicottero sempre. Lui Veramente, sono un pilota Sai, di elicottero è anche. un pilota, Che elicotteri? Un Robinson 44. hai capito? Piccolino, Ragazzi, compatto. qui è non è mica micio bau bau. No, qua si esagera. Va bene. Che situazione c'è oggi, Raffaele? Beh, innanzitutto stamattina ci siamo alzati con questa brutta notizia, no? Siamo, Di. dicevamo, negli Stati Uniti. Aspetta, scusa, fermati un attimo. C'è la pausa, vedi? Pubblicità. Sì, se no ti Lancio la pubblicità. lancio. Bene, dobbiamo essere più buoni in questo periodo e non soltanto, perché tanti dicono in questo periodo perché è il periodo natalizio, invece le cose non vanno come dovrebbero, vero o no? Stavi dicendo qualcosa? Sì, Raffaele Padrone? riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Praticamente siamo a stanotte, nelle prime ore di questa mattina, siamo a Jersey City. Praticamente pare che per la motivazione sia dovuta a uno scambio di droga mal avvenuto, due malviventi si sono rifugiati in un supermercato, abbiano già ucciso 6 persone, e tra cui ferito un poliziotto e ucciso un poliziotto che, insomma, questa è la cosa che mi interessa moltissimo, padre di 5 figli. Sicuramente nazionalità o origini italiane, perché i poliziotti come i vigili del fuoco in America sappiamo essere per la metà sicuramente italiani. Quindi ci sono già 6 morti e questa è la situazione grave che mai vorremmo avere in Italia per la libertà dell'uso delle armi e la libera vendita delle armi. Questo succede in America, ma in America sappiamo benissimo che il comportamento della polizia è diverso e può essere diverso. In Italia anche la reazione deve essere valutata in una maniera così veloce, istantanea, senza un intervento e senza dei protocolli di intervento che a volte ci disarmano. Io tante volte dico abbiamo le mani legate, ma pare come dicevi te, Vito, se fai di più e cedi nella legittima difesa ti chiamano fascista. Cioè siamo diventati quelli che devono stare attenti a come rispondere alla minaccia. E questo è quello che non funziona nel nostro sistema di difesa. Cos'è che manca a voi perché voi possiate difendere? Ma innanzitutto, l'ho detto altre volte anche da questi teleschermi, innanzitutto mai sono stati improntati, erano stati improntati, e non vi dico la maniera ridicola in cui erano stati improntati, perché se dei protocolli di intervento, quelli che mancano, vengono fatti a tavolino da persone che magari non sono mai stati sulla strada, capite bene che è come se dicessimo al professore, un chirurgo che non ha mai operato, l'ha letto nei libri, però il lavoro lo impari sul campo. Quindi fare una legge di difesa per la polizia, non essere mai stati dei lavoratori di strada, fare dei protocolli di interventi in strada, le cose sicuramente non riescono bene. E quindi
innanzitutto questo, e poi tutta la serie che sappiamo benissimo, la mancanza di personale, la mancanza di turnover, ogni anno vanno via oltre 2500 poliziotti, ne vengono assunti sì o no 500 negli ultimi anni, a scaglioni, dobbiamo prendere le persone dall'esercito, non ci sono più i corsi diretti, una volta si faceva il servizio militare anche in polizia, pertanto chi voleva, come nei carabinieri, sai benissimo, Sì, poteva c'erano rimanere. un anno mi Sì, pare, no? faceva 4 mesi, poi andava alla scuola, Esatto. e oggi non abbiamo più, quindi dobbiamo prendere persone Quindi questo assunte. vuol dire che è stato studiato a priori, si voleva, No, si voleva arrivare dove si è arrivato. Guarda, anche il prefetto Gabrielli, il capo della polizia attuale, lo dice quando va nelle sue conferenze. Cioè, noi dagli ultimi anni, i primi anni 90, non abbiamo più assunto nessuno, cioè siamo dietro di 15-20 anni e 15-20 anni ci comporta un aggravio sul personale, capito? Poi vi lancio a tutti una domanda che mi ha posto la signora Anna, perché dice, attenti, dice, che quello che succede oggi in piazza non è soltanto dice, una distrazione di massa, tanto che dice, ma secondo voi è distrazione di massa o che qualcuno vuole creare questa situazione per prendere in mano il potere assoluto? E fa riferimenti che io non oso dirlo perché sennò sembra quasi che si sia di parte. Beh. Lo pongo così come domanda, poi vorrei anche sentire il buon Pallaoro su questo, anche se ogni tanto è giusto che lui ragioni su queste robe. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno a lei professore, Chi sono è? Anna da Venezia. Buondì Anna. Allora, io sono molto preoccupata perché guardi, se mio marito stesse bene me ne sarei andata via dall'Italia proprio, perché qui c'è una dittatura enorme, anche ieri vanno in piazza quelli là, vanno in piazza per la Segre, sono sempre stati pro-palestinesi, mai stati contro gli israeliani, pro-palestinesi, vi difenderemo noi per l'odio. In realtà di fatti, professore, una cosa pericolosa, stanno innescando anche una guerra civile, perché non vogliono Salvini e allora sono disposti a tutti i costi anche a metterlo dentro in galera, Ma perché vede, Salvini- questa che La a domanda- me dà Paura. fastidio. Cioè, se tu predichi, dici che gli altri predicano odio, ma Dio mio, uno che va in piazza e predica odio nei confronti di Io un non- uomo che porta avanti le sue idee, dovete aver rispetto Sì, ma non è l'odio. di chi la pensa in maniera diversa. Sì, ma non ha scatenato l'odio. Lo so, lo Pronto? so. Pronto, mi scusi, non ha scatenato l'odio. E il fatto è questo, che sono loro che lo scatenano l'odio, perché ci sono le sardine, ma non è mai successo Allora direi Salvini, guarda, ritirati, lascia lì l'Emilia Romagna. Sono arrivata persino a questo perché se non succederà qualcosa. Ieri 3 procure lo hanno chiamato, Torino, sempre la solita di Genova, dopo sono andati a perquisire e non hanno trovato niente, ma devono trovare il finanziamento, che poi è stato un finanziamento. Loro che ne hanno avuto 187 non vanno toccati, e poi stanno finanziando il Partito Comunista, ma loro non succede niente. Allora Non la è il mia paura Partito è che lo Comunista. metteranno in galera, ma se lo metteranno in galera che ne sarà da discutere. Va bene, grazie Anna. Ha sentito, noi dobbiamo stare attenti a non creare anche noi un clima d'odio qua, quindi mettiamo acqua sul fuoco. Ma è finito l'odio, secondo me. Se tu paragoni l'odio che c'è stato nella seconda guerra mondiale, quello era un odio, quello che il professore diceva, l'avvocato diceva, il fascismo non fascismo, dove si impiccavano le persone, abbassavano sul... Impiccavano e fucilavano. Le fucilavano, le facciano. Anche nel dopoguerra, è a fine finita guerra, questa cosa qua. hanno fatto stragi. La vecchietta di 89 anni, tua amica là, diceva pensa al tuo cuore, pensa alla tua famiglia. Sì. Tutto sommato Ma io- quello che abbiamo è già più che sufficiente, secondo me. Non vale la pena discutere. Poi è una legge del mercato che io penso forse diversamente di te o da lui o di qualunque. Per cui dobbiamo cercare che le forze dell'ordine tengano questa situazione, dice parla, discute, magari sbraita fino a un certo livello, a un certo Certo. momento e dopo controlliamo la situazione. Una cosa Andiamo avanti. positiva, caro amico mio, è che la mamma di Rossana, che è qua la moglie di Raffaele Padrone, sai cosa ha detto? Che tu sei l'immagine di Anthony Quinn, assomigli... Nei tempi buoni però. Ai tempi buoni. Chi è chiaro. Rossana? assomiglia- Vito, Ehi. Loredana. Eh? Loredana. Dove? Loredana. Ah, Loredana.
Vedi? L'ho detto Rossana, Loredana, scusami Loredana. E la signora di 89 anni ti ha messo un po' fuori. Mi ha messo in crisi, ti ha messo in crisi. Non dovete dire queste cose, mi mettete poi in agitazione e divento rincoglionito. Pronto? Dice un signore, chi è? Vediamo. Giulio da Trento. Dice, non capisco queste sfilate e manifestazioni contro l'odio e fascismo, aperture dei porti tutti in Italia, ma questa gente sta facendo la guerra contro i mulini a vento, perché non fanno le sfilate contro gli sprechi di certe regioni, e stipendi, vitalizi e tutto quello che gira intorno. Cantano Bella Ciao, la cantano per il ritmo della musica, non capendo il significato delle parole. Era la canzone che cantavano quando andavano in campagna. Come vedi tu questo metodo da giornalista? E anche il fatto che questi cantano questo in anche coro. il fatto che in Commissione Europea abbiano cantato... Ma no, Bella sì, Ciao, quella è una vergogna voglio dire, immane. non si Vabbè, poteva neanche, vedere. non ti curare di loro. Quindi. Però io vedo quasi che c'è una... cioè usano questi strumenti per creare ragione. Sono anche contenti quando, cioè, non appena in Italia accade qualcosa che può avere a che fare con il razzismo, loro sono quasi contenti, cioè dicono ah sì è vero, ecco vedete c'è il razzismo, ma quando in realtà io sinceramente non vedo tutto questo razzismo dilagante in Italia, cioè voglio dire se andiamo a Venezia ci sono i camerieri cinesi, i gestori dei locali cinesi, i pakistani che servono ai tavoli, non vedo tutto, però mi sembra quasi ci sia una sorta di cioè che sperano che accada qualcosa per provare che in realtà loro hanno ragione, quando secondo me non è così. Ha ragione la Sì, sono collega? d'accordo perché ormai una volta si diceva nelle grandi città, ma ormai ci sono tutte le città che hanno i quartieri cinesi, che hanno i quartieri dei negozi etnici, cioè voglio dire c'è più integrazione di quanto... Sì, c'è più integrazione di più di quanto si possa immaginare. Il problema forse manca una regolamentazione su questa integrazione e come manca la regolazione, come sono mancati accordi internazionali, quindi la gente continua a sbarcare nelle nostre coste, caro direttore. Questo è il problema. E noi non riusciamo più neanche a stare dietro a questi flussi perché li chiudi i porti. Quando Salvini ha chiuso i porti le navi non passavano più da una parte e uscivano dall'altra, o se no noi abbiamo a Trieste conosciuta la rotta balcanica, cioè dove a me dà fastidio che centinaia e centinaia di televisioni siano là, nazionali e locali, siano là a dimostrare a noi, no? Che ci sono i passaggi, si vede i bivacchi lasciati o immondizie lasciate dalle persone, poi cosa succede? Che si vengono fatte le pattuglie, adesso sono inventate le pattuglie miste, cioè tra polizia slovena e polizia italiana, bene, allora in questo caso apriamo un altro campo, anzi due, cioè tu non mi puoi dire che questi arrivano dai Balcani e non ci sia un poliziotto, dico croato, che non l'abbia visto. Certo. Quindi gli dicono, guardate, per l'Italia si va di là e per la Francia dovete andare per di là. Quindi questi sono i passaggi. Cioè, voglio dire, non c'è una polizia, cioè è vergognoso quello che accade. E poi cosa fanno? Ci danno il poliziotto sloveno insieme, quando potrebbero bloccarlo in Slovenia. Ma tu sai benissimo che dove viene fatta la prima identificazione, da quel posto la persona non può essere più cacciata. Io avevo fatto la rotta balcanica, ero stata al confine tra la Slovenia e la Croazia, poi recentemente sono anche stata in Bosnia e in Serbia. E questi qua partono dal Pakistan, da dove devono partire, fanno tutta questa rotta balcanica. Il punto è che alcuni vengono anche respinti tipo una trentina di volte, c'era uno che l'hanno trovato 30 volte e lo respingono indietro, poi i croati non sono come noi, i croati menano, questi puntano tutti a venire in Italia scappando attraverso i boschi. Perché c'è il buonismo, insomma. Perché dicono vogliamo venire in Italia, si sta bene in Italia. Ma lì non vengono identificati, capisci? Sì, Questo è il problema, se venissero identificati in Croazia dovrebbero rimanere in Croazia.
Ma perché loro se no? vengono presi in Italia e sono stati identificati in Croazia, noi lo vediamo sui nostri sistemi, va rispedito in Croazia. Invece non succede questo, tutti in Italia vi dicono guardate per l'Italia si va di là, questo è, per quello ne abbiamo Bosco, tanti, cioè non è per possibile che Trieste. uno, cioè tu sei mai partito, che ne so, dico anche dalla Croazia, è Bernard arrivato Shaw in Italia, cioè, voglio dire- dice un amico, Bernard Shaw ha detto ci sono i matti dappertutto, perfino negli asili. Mi pare che oggi in Italia ci siamo quasi arrivati. Ciao Vito, colgo l'occasione della presenza di un rappresentante della Polizia di Stato ed in particolare modo al fatto del reclutamento di nuove leve. Mio figlio, neodiplomato, fra le varie opportunità gradirebbe entrare a far parte della Celere. Abbiamo provato a documentarci nel sito della polizia, ma è praticamente inutile. Credo anche questa sia informazione per cui chiedo al rappresentante come dobbiamo procedere nel rispetto delle regole. Come dicevo prima, attualmente non ci sono corsi diretti intendo dire che chi proviene dalla vita civile non ha la possibilità di fare bando di concorso. E perché, Quindi, scusa? perché per la sanità, anche per la sanità, per la sicurezza non ci sono mai soldi, perché ci servono i soldi per fare un concorso, no? E la pubblicità viene fatta durante il periodo elettorale, ma poi fondamentalmente, ripeto e torno a dire, Ma l'ho sempre scritto, scusami, non ci sono i soldi per la sicurezza. Ma se uno vuol fare il poliziotto, caspita. Una volta c'erano i bandi di concorso, io ho detto fino all'89 c'erano i bandi di concorso, ogni tot mesi usciva un bando e si reclutavano 2, 3.000, 1.000 poliziotti. Così anche nei carabinieri. Adesso la provenienza di poliziotti arrivano, come dicevo all'inizio, arrivano tutti da VFP1, cioè o VFP4, cioè militari che hanno finito o erano in servizio permanente. Abbiamo gente che ha fatto la guerra in Afghanistan e che sicuramente ha tutta una mentalità diversa da quella del poliziotto genuino, che arriva a fare dei concorsi e arriva in polizia tramite questa tipologia di concorsi. Quindi tutti ex militari oppure concorsi continuamente all'interno già della polizia, ma concorsi diretti attualmente non ce ne sono. Io l'unica cosa che posso dire al suo telespettatore è di seguire non solo la Gazzetta Ufficiale, ma il sito della Polizia di Stato, ecco, www.poliziadistato.it, fin tanto che troverà un concorso. Però le assicuro che questa politica, ma neanche quella di prima, perché io non faccio politica, io faccio il sindacalista della polizia, quindi per il benessere del personale e soprattutto i diritti della Polizia di Stato. I governi di prima e i governi di adesso, parliamo di governi dall'88 a oggi, non hanno più trovato i soldi per fare nuovi arruolamenti. Abbiamo due situazioni, gente che non viene assunta, quindi un turnover manca e quindi la polizia che c'è è anziana, vecchia. Infatti l'età media si è alzata. L'età media in è polizia. 49 anni e in questi ultimi anni si è alzata, guardi, da 44 a 49 anni. E i delinquenti invece più di 25 non ne hanno. E quindi quello di 50 è costretto a correre dietro a quello di 23. Però È terribile, guarda. sul sito della Polizia di Stato, siccome lo so perché quando avevo finito gli studi volevo fare il commissario di polizia, ci sono i concorsi in, Sì, concorsi parliamo, in atto, ecco. c'è scritto, se Sì, non c'è niente ecco, vuol dire mi che non c'è niente. mi ha dato lo spunto. Ci sono in prevalenza anche concorsi per funzionari della Polizia di Stato, cioè persone che hanno Ma se una ha sempre laurea. una certa Però, età, qui voglio abbiamo dire, bisogno un di- ragazzo di 20 anni come quando mi sono arruolato io, queste tipologie di concorsi non ci sono Ma anche più. perché le manifestazioni di oggi sono manifestazioni violente, insomma. No, ma Perché ci vedete, sono sempre ma- black bloc che guarda, entrano in guardi, questo, e qui ci vogliono persone nerborute, giovani, ma che guardate, devono allora, saper difendere. Vito, guardate, allora, anche il signore che chiede di suo figlio,
che vuole andare al reparto mobile, che non si chiama più Celere, ma reparto mobile, avrebbe bisogno di centinaia e centinaia di uomini, perché ormai le manifestazioni, visto che avete parlato di manifestazioni, non so che una manifestazione è democratica, non sono più democratiche, perché sappiamo dietro a queste manifestazioni che ci sono sempre dei signori ex politici o politici del momento che portano a sobillare, poi la polizia interviene e allora la colpa della polizia. Cioè ci sono veramente situazioni così gravi e quindi avremo bisogno di personale, ma non ci sono mai i soldi. Adesso mi fanno ridere perché io sono ormai anziano anche del mestiere e dal 91 che faccio il sindacalista, sono stato uno dei fondatori dell'attuale FSP, mi dispiace non essere stato l'altra sera per un motivo particolare, abbiamo fatto un grosso raduno proprio qui a Martellago, anzi la giornalista era qui presente, era qui presente. Gianluca Versace che è andato lì. Ecco, era qui presente, quindi voglio dire, mi trovo in difficoltà quando sento dire trovati 180 milioni di euro, sono tanti, no? Madonna. Sa perché? Per pagare gli straordinari del 2018. Sì. Cioè, Io avevo scritto anche un pezzo sugli straordinari pagati nel 2016. Vuol dire che la gente fino al 2018 ha lavorato gratis nell'extra, perché lo stipendio c'è. Ci sono persone che a 50 anni sono state licenziate, io guarda, non sono abituato a parlare di soldi, perché io vedo queste situazioni economiche dal 2008-2009 sono tragiche per il nostro paese, però voglio dire, almeno noi il panettone forse a questo 25 lo avremo, sono persone, sai Vito come la penso, non se lo possono permettere, e infatti l'amico che ha telefonato, un metalmeccanico, questo è la sanità, però voglio dire, ci sono situazioni veramente gravi, cioè 180 milioni di euro per pagare gli arretrati, non per pagare, non so, aumentare lo stipendio. Adesso dico, hanno trovato i soldi anche per il comparto sicurezza, per i vigili del fuoco, ma quando sento hanno trovato, io voglio sentire, tornerò qua, quando saprò, ti dirò al telefono, guarda che li hanno pagati. Non mi fido più, capisci? Cioè, li hanno trovati. Poi, in qualsiasi situazione, non parlo solo della sicurezza. L'hanno trovato sotto il pozzetto di Sant'Antonio. Vito, voi hai qua il parterre di persone che, ripeto, sanno, poi abbiamo una giornalista, il medico, l'avvocato. Allora, voglio dire, un interno di società. È possibile che ogni volta non si trovano, non ci sono i soldi, parlo di sicurezza, non ci sono i soldi. E poi arriva un altro governo, un'altra manifestazione, 30 euro, 80 euro, ma allora i soldi ci sono. Ci sono. Pronto? Ce ne sono e tanti anche. E che le vogliono spendere come vogliono loro. Perché? Guarda, perché ce ne sono perché le prendono dappertutto. Ma per fare? Persino l'aria che respiriamo paghiamo. Ma è questo, far passare per deficiente quello di prima. E per farsi la pubblicità adesso trovano i soldi per i poliziotti, per i vigili, cioè adesso trovano i soldi per tutti. Fino a ieri che c'era Salvini non c'erano i soldi. Maurizio da Padova, secondo voi in un paese normale è possibile che ci sia gente che rinnega le nostre tradizioni? Allora io, per farvi ricordare che le nostre tradizioni vanno rispettate, vi ripropongo questo e vi prego, anche tu Carlo Alberto che non l'hai visto, poni attenzione e leggi le scritte che adesso vedremo. Vai regia.
Hai visto quel filmato prima? Orgoglio italiano. Quello lo deve far uscire dappertutto secondo me, perché è un collante. Posso dirti una cosa, Vito? Sì. Quando hai fatto sentire questa canzone di Alleluia. di quel direttore Riu austriaco, Sì. Alleluia, quando tu dici ci riuniamo e non sappiamo neanche perché, è una cazzata impressionante, perché se vado in piazza e non so perché, non posso andare in piazza, no? Allora dobbiamo trovare un collante, un alleluia, un qualcosa che usavano i nostri vecchi. Mio padre, che era italiano e che è andato a finire in campo di concentramento nel tempo della guerra, lui andava là felice perché era italiano, era felice e orgoglioso. Questo argomento dobbiamo trovare, un alleluia italiano, Dio. È Certo. importantissimo E che fai uscire troveremo. questa canzone. Oh, le volevano Sempre. togliere le frecce tricolore, No, qualche governo Non prima. si tolgono, ragazzi. No, ma era, Tu era in pensi- proposta. dice, proposta sì, con- Maurizio da Padova ancora prove. insiste, dice che senso ha rinnegare le nostre tradizioni, che senso ha rinnegare i crocifissi, il presepe con tutti questi problemi presepi. che abbiamo in Italia. C'è i presepi adesso nelle scuole non si possono fare. Ma Siamo stiamo impazziti, scherzando. ragazzi, siamo impazziti. Ma No, stiamo- io ho visto nell'asilo dove c'è mio nipotino, perché io vado a prenderlo non tutti Ma i stiamo giorni, scherzando. ma 2 volte a settimana ho il privilegio di andare io con mia moglie a prendere il mio nipotino. C'è un bel presepio, piccolo, carino all'ingresso. Così va bene. Mamma Cioè, ragazzi, il Natale, la nostra tradizione, Cioè, siamo vanno lì. rispettate. Venerdì 20 io inizierò la trasmissione alle 20:30 e andrò fino alle 23:30. Perché? Perché devo far vedere tutto quello che è il Natale in Italia e come vivono anche gli italiani in Brasile, come vivono il Natale questi italiani anche in Brasile. Seguiteci il 20, che poi, diciamolo, lo manderemo in replica anche il giorno di mattina dalle 6 alle 9, lo faremo vedere, però la sera io insisto su questo e non mi stancherò mai finché Dio mi darà forza e salute di poterne parlare, perché noi siamo cattolici cristiani, Palaoro, È italiani. è italiano, Madonna. E questo Guarda, è un- qualcuno è una dice io caratteristica- amo Dio, patria e famiglia. È un fascista. Ma stiamo scherzando, ragazzi. E poi Pronto? Oh, pronto, buongiorno professore. Chi è? Sono Paolo da Pisa. Paolo, buongiorno, mi dica. Buongiorno, no, niente, sono felice di poter aver preso la linea perché c'è anche un sindacalista della polizia. Io sono onorato di avere 3 poliziotti in casa, non uno ma 3, genero, nuora e figlia. Ah. Però devo dire che con questo mondo che purtroppo le forze dell'ordine hanno davvero le mani limitate per poter agire, la testa che deve essere più forte di quella di un professore come lei, perché ad esempio se prendono qualcuno che ha commesso qualcosa deve valutare il rapporto, se mettere le manette, fare questo, fare quest'altro, e cioè come dire che anche la polizia purtroppo Ha le mani non è legate. che si possa, ha le mani legate e non può nemmeno esercitare quello che è davvero. A me, guardi, mi sono entrato in casa, La propria mi sono funzione. incarcerato, Non può mi sono entrato in fare... casa. Ecco. E io non ho neanche denunciato, professore, non ho neanche denunciato, appunto, tanto cosa denunci? Cosa denunci? Niente, perché tanto se vengano presi cosa vai? Crea ancora lavoro alla polizia e poi tanto li prendono e li mettono fuori subito. Qui tutti i giorni abbiamo marocchini, abbiamo zingari, abbiamo questi che passano tranquillamente senza voler dire niente, sono al campanello, vogliono entrare in casa. Ma è una cosa incredibile. L'Italia ormai, la verità è che siamo un cumulo di macerie. Noi siamo un cumulo di macerie create È troppo buonismo, amico mio, c'è troppo buonismo, qui Ma ci io non vuole... credo che sia buonismo, E io che penso che sia cos'è? mafia. Io penso che sia mafia. Vabbè. Perché la legge, se uno ha soldi è protetto. Va bene, grazie Paolo, ma è mafia. No, questo Dimmi. Questo problema sicurezza esiste veramente, perché io lo vedo, per dire, al mio paese il sindaco di Santa Maria di Sala voleva chiamare l'esercito.
perché ci sono interi quartieri tenuti sotto scacco dalle Maria 5 di del Sano. pomeriggio in poi da ladri, bande Come di i quartieri ladri. spagnoli. Addirittura un ragazzino stava studiando in camera, si è ritrovato i ladri in casa alle 7 di sera. Cioè, hai proprio sentito questo problema, la gente ha veramente paura, si barrica in casa perché mette loro su sanno impianti di bene. allarme delle ultime tecnologie, eccetera. Poi però Ma non vedi che se uno ti entra in casa e gli spari, ti indagano? l'altra sera era al raduno nazionale FSP? dell'F- A Massanzaro, SP, sì. esatto, c'era anche il capo della polizia Gabrielli, e Gabrielli. c'era la tavolata di tutte le vittime che lo Stato non tutela. C'era Stacchio, c'era Birolo, c'erano i coniugi di Rovigo, c'era la tabaccaia di Conegliano, Carla De Conti, come si chiama. Tutta gente che ha avuto... è La stata- gente, cioè voglio dire, ma se uno provasse solo una volta a parlare con queste persone, e cioè voglio dire, Stacchio si rende perfettamente conto di aver tolto la vita a una persona, però era l'unica cosa che lui poteva fare in quel momento per salvare una... cioè nessuno sapeva come sarebbe andata a finire, ma non posso aspettare di vedere come va a finire per poi difendermi, perché a quel momento potrebbe già essere tardi, cioè quel momento ma a me potrebbe sai già cosa Cioè, essere noi Sì. dobbiamo accettare che c'è il ladro e il poliziotto. Questo non riusciamo a accettare. Guardie e ladri. Cioè, ci insegna Totò e Peppino là, nel suo film, chi era Aldo Fabrizi, mi pare. Fermati, se no ti sparo. No? Allora noi dobbiamo accettare che c'è in questa società, sempre, da sempre, il ladro e il poliziotto. Certo. Uno fa il suo mestiere. Guarda che noi abbiamo fermato della gente che spacciava droga, perché ormai la droga, no? Noi abbiamo parlato prima dell'America, ma guarda che la droga in questi ultimi anni ha un'impennata pazzesca. Beh, anche ieri, Ha avuto un'impennata pazzesca il traffico di droga. E guarda caso chi sta lavorando sulle strade con questa droga sono tutti stranieri, perché vengono pagati anche per portare droga nelle scuole. Questo è il problema, Mamma nelle mia, scuole. mamma Li abbiamo fermati, ci hanno detto, ma è il nostro lavoro. Hai capito? Ma giuro, ma no, credetemi, Dai. ci sono gli atti, io, guardate, io vi vorrei portare negli uffici di polizia, che non è come nei film, perché nei film io vedo, li odio, sai che li odio? Perché spara, qua spaccano le macchine, Sembra incidenti, tutto sono sempre salvi anche negli incidenti. Beh, nessuno che scrive un atto, non fanno mai vedere, mai. Tu non hai idea cosa significa portare in ufficio una persona perché davanti al supermercato rompe le palle e chiede l'elemosina. Questo perché in Italia è così, Vito. Tu perdi una macchina tutta la mattina dietro a questa persona e il giudice ti dice... Noi abbiamo avuto casi di gente che è stata denunciata, colleghi denunciati a spese proprie perché non abbiamo un'assicurazione del Dipartimento che ti aiuta, quindi a spese nostre se andiamo davanti al magistrato, perché ma è illegale, ma forse qua abbiamo un avvocato, giustamente lui fa l'avvocato e deve difendere, ma io devo fare il poliziotto, lasciatemelo fare. Allora, ma l'arresto era legale, non era legale? Ma scusi, rubava, a casa di un altro. E magari questo per difendersi ha Hanno sparato. permesso anche di chiedere a Chiara quello che No, hanno chiesto il l'esercimento ladro, del hanno danno. chiesto l'esercimento del danno. Hanno Da chiesto cioè, 165 familiari del milioni. ladro. Prima- 125.000 euro. Prima Dai, Vito mi ma chiedeva, ma se uno entra in casa, Dove la andare? gente qua non può andare al mercato a fare la vero, spesa, è rientra vero. in casa, E rientra in tutti- casa e trova le persone. Sì. Vito, non si possono più mandare fuori, si mandano fuori tramite una causa penale e civile, perché si parla di possesso e di appropriazione. Qua c'è l'avvocato, può dare convera. Ci sono due fasi, una penale e una civile, perché diventa possesso, nel possesso della persona che è entrata a casa mia diventa il possesso. Non posso buttarli fuori, cambiare le chiavi in 3 secondi, non lo posso, la serratura, non lo posso fare, ma vi rendete conto dove siamo? Pazzesco. Ma vi rendete conto dove siamo arrivati? La mia amica... Pronto? Pronto, buongiorno. Chi è? Gino e chiamo da Modena. Dica. Senta, io vorrei dire che il suo ospite è poliziotto, credo che sia un poliziotto, no? Sì.
ha perfettamente ragione su tutto quello che dice, non sbaglia una virgola. Poi vorrei dire solo Qualche una cosa punto sulle magari, sardine, non se la lei me vedo lo più. permette, e poi chiudo. Sì, Questi giovani che vanno in piazza, che vanno a letto la sera pensando Salvini e si svegliano al mattino pensando Salvini, potrebbero andare nelle scuole a presidiare, a non far entrare la droga, andare a pulire, a presidiare le piazze dei bambini che ormai, i parchi dei bambini che ormai non ce ne sono più liberi perché sono pieni di spacciatori, di drogati. I miei figli non possono più andare a un parco in bicicletta, le scuole sono piene. Poi l'ultima cosa, e poi veramente chiudo, sul nostro presidente Mattarella, è giusto anche lui quello che ha detto, però non ha detto agli italiani che i cinesi, migliaia e migliaia di cinesi che hanno negozi aperti, che per 5 anni non pagano una tassa in Italia, dopo 5 anni cambiano gestione Dopo e 2 continuano a non pagare tasse. Dopo La 2 ringrazio anni. e buon Natale a tutti. Auguri anche a lei. Dopo 2 anni mi pare Sì, i sì, sì. cinesi. No, 5, 2 anni. Dopo 2 anni E cambiano, Sì, cambiano il titolare della società, diciamo, Esatto, no, e cambiano non per pagano. Cioè, e non cambiano pagano. ragione sociale. Ma mai avevi visto un funerale di un cinese? Tu che sei una città più grande Per di... l'amor di portano Dio. là. No, non mi No, interessa. dai! Hanno detto Non che parliamo li di portano funerali. Ah, ecco. No, No, però- ma era per dire, È io non vedo un Natale. Quando epigrafe. stanno per Eh. morire li riportano in Cina. Come? Quando stanno per morire, qualcuno sta male, li riportano in Cina. Ah sì? Vabbè. Ecco. Beh, io conosco un qualche cinese bravo. Ma sì, ma Sì, no. i cinesi del bar del mio paese sono molto bravi. Molto Guarda, bravi e quindi rispettano anche quelle che sono Ma le almeno nostre hanno l'attività, il tradizioni. negozio, fanno, non è che sono per le strade a fare delinquenza. Appunto, lavorano. Esatto. Posso dirti, prima hai fatto vedere l'ultima fotografia del giornale, c'era un signore, un certo Renzi lì. Sì, eccolo qua. Mi viene in mente, l'altra sera c'era una trasmissione, sempre a carattere nazionale come questa, c'erano degli ospiti e c'era uno della Lega Nord, si parlava anche di sicurezza e lui, tra le tante cose che aveva rilevato, diceva: peccato che sono stati tolti i poliziotti di quartiere, perché era fondamentale il collega che girava per la strada, sentiva i problemi, sentiva il commerciante, dava una sicurezza visiva, pronta al cittadino. E dall'altra parte, invece, in collegamento etere c'era il signor Fiano, onorevole, okay, che è stato all'interno del ministro dell'interno, quindi c'è uno che avrebbe dovuto sapere a menadito come funziona e come ha funzionato. Bene, a un certo punto questo ha detto: è stato tolto il poliziotto di quartiere perché non ci sono gli uomini, questo lo aggiungo io, non ci sono gli uomini, quindi sono stati recuperati per andare di pattuglia in autovettura o per fare altri servizi istituzionali. Bene, sarà litigata con Fiano e questo rappresentante della Lega Nord, perché Fiano le continuava a dire: allora mi dica chi l'ha tolto questo, chi l'ha tolto, chi ha voluto togliere, lei lo sa chi ha voluto togliere questa cosa? Cioè, avrei preso, non si poteva telefonare, ma io voglio dire, guardi che l'ha tolto Renzi, è il poliziotto di quartiere, è il governo Renzi che non ha più stanziato i soldi. E questo continuava a dire come incazzato perché come siete stati voi che avete tolto il poliziotto. E questo diceva: io guardi ho già risposto. E Fiano che gli diceva: lei non sa chi l'ha tolto, mi dica, mi risponda. Loro l'hanno tolto il poliziotto di quartiere. Io veramente non posso guardare la televisione. Non guardare. No, ma sai qual è? Che nelle TV diverse dalla tua, io ci vado in tantissime televisioni. Devi dire quello che vogliono loro. No, da me invece dite quello che Da volete qua voi. si può dire quello che si vuole, questo è il bello.
e mi rifaccio a quello che ha scritto il professore su Instagram, sulla sua pagina, perché qua riesci a dire la realtà. Nelle televisioni, io ringrazio il signor... Io poi non amo interrompere, io lascio Ma, finire ma perché sempre devi intervenire? Devi intervenire. Ci sono delle TV nazionali che, colleghi, non sono potuti andare perché gli hanno detto devi dire questo e questo e questo. Prima la giornalista mi ricordava la rotta dei Balcani. Bene, io ho un delegato a Trieste che doveva andare in una rete nazionale. Gli ha detto sì, però non le deve dire questo e questo e questo. Non è andato, giustamente. Ascolta, dice un signore, Giacomo da Como, pensavo a questo, visto che abbiamo i buonisti che pur di far bella figura con gli stranieri e sono contro per esempio i crocifissi, io prenderei in particolar modo questi personaggi pagati da noi e toglierei loro in busta paga le festività religiose e li farei lavorare durante queste festività, senza compensi, extra per la festività. Che ne dice? Te ragione, dicono in Veneto, te ragione, ha ragione. Hai capito? Ma scusa, allora è inutile, diciamo agli italiani, non comprate le pistole per difendervi perché... Ma è pericolosissimo detenere oggi un'arma. Qua poi c'è l'avvocato che vi spiegherà Perché meglio. è difficile oggi è pericoloso tenere armi in casa, avvocato? Ma è pericoloso nel senso che Perché il uno è sistema tentato- è strutturato per garantire il delinquente e non la vittima del reato. Nel momento in cui tu hai una persona che ti entra in casa tua e hai un'arma che legittimamente detieni, questo non è sufficiente perché tu ti possa difendere, perché in base alla nostra legislazione, in base alla nostra magistratura poi che ne fa applicazione di questa legislazione, tu dovresti valutare quelle che sono intanto come è armato, se è armato o non è armato, chi ti entra in casa. E questo è già difficilissimo da fare perché nel momento in cui nella concitazione, nel buio, magari perché tante volte avviene di notte questa cosa, non è che poi sta là a chiedere scusi mi faccia vedere se lei ha una pistola oppure un mestolo ha una pistola vera oppure come diceva Padrone ha una pistola di quelle finte col tappo rosso, tu dovresti fare una perizia sulla pistola sul momento per decidere se puoi sparare o meno. Poi gli devi fare un questionario e chiedergli lei che intenzioni ha a questo punto? Ha intenzione di venire a rubare? Perché allora se viene a rubare solo io non posso spararle. O ha intenzione anche magari di uccidermi o di stuprare mia moglie perché in quel caso allora sì posso spararle. E la traiettoria, attenzione, poi viene valutata la traiettoria di fuoco, quindi attenzione dove spariamo perché e quando spariamo. Per esempio una persona, io ho visto un caso che non era mio ma con cui ho assistito il processo, di una persona che aveva sparato al ladro, l'aveva colpita nel proprio soggiorno, l'aveva colpita nella parte posteriore, cioè della gamba, e in base a questo il magistrato ha concluso che allora il ladro, se è stato colpito nella parte posteriore, stava scappando. E allora se stava scappando si era pentito, tu non dovevi sparargli, non era necessario. Condanna di chi si è difeso e il risarcimento del danno. Cioè, ti facciamo ridere, vero? Tanto per gradire, no, non mi fa ridere perché vale meglio ridere, siamo in periodo natalizio, se no mi incazzo e cosa serve? A niente. Grazie. A proposito, veloce perché ho letto sul nostro notiziario che ci sono 118 nuovi poliziotti, perché dici che non ce ne sono? No, quelli sono quelli che provengono dalla vita militare, ti ho già detto, hanno fatto un corso e poi sono entrati, erano nell'esercito e poi hanno chiesto e sono passati. Perché 86 a Verona e niente qui a Padova, scusa? Scusa, prima ti ho parlato delle polizie miste ai confini di Stato, quindi dovrebbero mandarli, no? Visto che vogliono le pattuglie. Zero. Perché queste assegnazioni fanno parte di un programma triennale, non c'è niente di nuovo. Sono 3 anni che sono stati indetti questi concorsi, sono 3 anni nella loro distribuzione. L'ultima cosa che ti chiedo, è risposta rapida perché vedi sono le 56, dobbiamo chiudere fare gli auguri. La nostra trasmissione perché le 3 ore sono volate via, come vedete. Dice, allora, per rimediare alla carenza dell'organico delle forze dell'ordine, basterebbe togliere tante scorte e far rientrare i militari e carabinieri e guardie di finanza che stanno operando all'estero.
quindi che sono ben più pagati che nel proprio paese, perché hanno uno stipendio che resta fisso e in più percepiscono una diaria giornaliera che rasenta anche, dicono, dei 5.000 euro. Non so, 5.000 più 2, diciamo. Boh, una volta sono era molto di più. Adesso sono stati rivisti anche quegli Ma stipendi. ha ragione Comunque questo ha signore ragione o no? questo signore. Cioè, stiamo lì invece perché c'è la pace nel mondo, così, no? La pace nel mondo, andiamo noi italiani a insegnare alla polizia afghana, andiamo a insegnare alla polizia pakistana. Allora, sarebbe meglio che tutti tornassero indietro, chiediamo cosa fanno lì. Se noi dobbiamo stare lì a aiutare i confini loro, non lo so. Approfitto, chiudo, voglio fare gli auguri a tutti i poliziotti che sono in mezzo alla strada, a tutti gli uomini delle forze dell'ordine, compreso al comparto sicurezza e vigili del fuoco, ma soprattutto alle persone che sono ammalate, hanno bisogno dei familiari, quindi auguri anche ai loro familiari. Che bravo che sei. La trasmissione è finita, ragazzi. Vi ringrazio per essere stato con me. Buona giornata. Grazie. Grazie a Buona te. vita, buon sorriso, dico sempre, caro Carlo Alberto. Alleluia. E soprattutto buona salute a tutti. Grazie.